Il Friuli Venezia Giulia resta in zona gialla, ma i contagi crescono e preoccupa la situazione negli asili. La chiusura delle scuole non è più un tabù per il presidente Fedriga, che non la esclude. Gli spostamenti verso il mare, vista la circolazione delle varianti del virus, preoccupano i sindaci delle località balneari, grado che della zona arancione per il weekend Lignano punta a decisioni condivise con la regione. La rissa tra cittadini stranieri di ieri pomeriggio in centro a Udine diventa caso politico. Il sindaco Fontanini scrive al questore per chiedere più determinazione nei controlli. In giunta non tutti d'accordo, l'opposizione critica. A partire da questa sera, ogni venerdì, la rubrica delle previsioni del tempo a cura di Antonino Renda si arricchisce del bollettino del polline con indicazioni chiare e semplici per chi soffre di allergie. Alla vigilia dei campionati italiani assoluti di nuoto paralimpico, il CT Riccardo Vernoli a Telefriuli fa il punto sulla preparazione della squadra azzurra in vista dei Giochi di Tokyo. Buonasera e ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Il Friuli Venezia Giulia resta in zona gialla. A confermarlo il governatore Massimiliano Fedriga a seguito di un'interlocuzione diretta con il ministro della Salute Speranza. Ma la crescita dei contagi nelle scuole e in particolare nella fascia 3-5 anni preoccupa e la possibile chiusura non è esclusa. Fedriga inoltre attacca perché attività commerciali sicure non lavorano. Una nuova chiusura delle scuole non è un tabù, lo ha anticipato il presidente della regione Massimiliano Fedriga, lo hanno detto i tecnici con Gianni Rezza, direttore del Dipartimento del Ministero della Salute, che nel consueto punto stampa dell'Istituto Superiore di Sanità ha confermato che, quando si parla di chiusure scolastiche è sempre doloroso, ma laddove ci sono dei focolai o presenza di varianti è chiaro che tale decisione dolorosa è assolutamente da considerare, dobbiamo essere pragmatici. Il riferimento è ad un aumento nelle scuole legato alle varianti che colpiscono i bambini, seppur senza forme gravi. Federica ha confermato come la scuola è un vettore di contagio importante, mentre ci sono attività anche piccole o parziali che non portano rischi e che sono chiuse. Sarebbe stato giusto fare il contrario e invece hanno prevalso scelte ideologiche per tornare in classe in presenza. Sul tema contagi tra gli studenti, l'assessore all'istruzione Alessia Rosolè non nasconde la sua preoccupazione, pur non essendoci picchi che portino a oggi a una chiusura. È un tema pericoloso, ci sono dei dati che segnalano come la variante inglese colpisca bambini più piccoli nella fascia tra i 3 e i 5 anni, anche privi di altre pregresse patologie. È un tema angosciante che però assieme ai dipartimenti di prevenzione stiamo per il momento tenendo sotto controllo e monitorando in maniera attenta. Intanto il Friuli Venezia Giulia resta in zona gialla grazie a un RT a 0,83 e a valore ancora sotto controllo. Sono però dati della settimana scorsa, già oggi si vede una recrudescenza dei contagi. Piemonte, Lombardia e Marche passano invece in zona arancione, mentre Basilicata e Molise in zona rossa. I dati dei contagi di oggi nella nostra regione: su 5.873 tamponi molecolari sono stati rilevati 294 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,01%. Sono inoltre 2.718 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 174 casi, 6,40%. I decessi registrati sono 6, i ricoveri nelle terapie intensive sono 56, quelli in altri reparti 348. Il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, è risultato positivo al test rapido per il Covid effettuato oggi a Roma, dove si è svolta in presenza l'assemblea plenaria dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, che tra l'altro ha eletto Roberto Ciampetti, Veneto, coordinatore per i prossimi 30 mesi con Zanin vice, assieme alla collega dell'Emilia Romagna Emma Petitti. La positività di Zanin è stata confermata anche da un successivo tampone molecolare, di conseguenza sono state attivate tutte le procedure protocollari per un rientro a casa in sicurezza dalla capitale. Al momento sono asintomatico e sto bene, fa sapere Zanin, ma come per tutti ora è importante rispettare scrupolosamente le procedure e verificare l'evoluzione del contagio nei prossimi giorni.
L'aumento del tasso di positività e dei contagi in un trend di salita costante negli ultimi giorni in regione preoccupa i medici. Il timore è che la crescita dei numeri al di fuori dell'ospedale comporti a breve un maggior numero di ricoveri causa Covid. Sentiamo le considerazioni del medico Pietro Tropeano e dell'infettivologo Massimo Carapis. Abbiamo un indice di positività che si avvicina al 7%, siamo mediamente sul 6,8%. Questo non è un buon dato, è un dato che è cresciuto soprattutto negli ultimi giorni rispetto al 4% che avevamo visto nella settimana scorsa. L'occupazione dei posti letto ancora è il dato positivo, abbiamo meno di 400 posti letto in regione occupati, 391 con 56 posti letto di rianimazione e terapie intensive e 335 nei reparti medici e pneumologici. Se a questo aggiungiamo che l'RT si mantiene sullo 0,83%, la situazione sembra ancora stabile, però c'è qualcosa che sta venendo fuori. Purtroppo confermo che i dati fanno temere un'iniziale risalita, ovviamente dati che dovranno essere poi confermati nei prossimi giorni, però la possibilità c'è. Anche guardando i dati del Veneto, per esempio del vicino Veneto, che è già in incremento da qualche giorno. Quindi cautela, dobbiamo invitare ad una cautela molto importante, non dobbiamo farci illudere, diciamo così, dai buoni dati intraospedalieri, perché purtroppo, come abbiamo visto le altre volte, l'incremento extraospedaliero poi si tramuta ai noi in un incremento intraospedaliero a distanza di una settimana, 10 giorni. E dai nuovi test effettuati è emerso il 26% di variante inglese in Friuli Venezia Giulia, che va, diciamo così, a corroborare l'idea che questi incrementi potrebbero essere ascrivibili alla circolazione di questa variante, e quindi dobbiamo stare molto attenti. Una lite per futili motivi è degenerata in rissa a Udine. Erano circa le 17 di ieri quando una decina di giovani stranieri hanno iniziato a picchiarsi con calci e pugni in pieno centro, tra i portici e in mezzo via Vittorio Veneto, sotto gli occhi impauriti dei commercianti e di alcuni clienti fuggiti per la paura. La scazzottata è stata immortalata da alcuni residenti e sui social. Le foto e i video postati dagli utenti hanno subito generato stupore e polemica. Udine è davvero sicura? A chiederselo tanti cittadini e politici che nelle ultime ore hanno commentato quanto avvenuto tra gli sguardi spaventati dei passanti. Sulla vicenda è intervenuto anche Cristian Sergo, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale. Proprio ieri, a pochi metri dal luogo della rissa, ho passato 5 ore in commissione a parlare di polizia locale, vigilanza del territorio, ronde di cittadini, steward urbani, vigilantes e collaboratori, con collaborazione con le forze di polizia. Ma cosa sarebbe potuto accadere se sul posto fosse stata presente una ronda? Come avrebbe agito in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine? Si domanda il consigliere regionale Sergo. Maria Rosaria Capozzi, capogruppo in Consiglio Comunale del Movimento 5 Stelle, questa mattina ha depositato un'interrogazione sulla situazione. L'episodio di ieri, spiega la grillina, si aggiunge a un ulteriore arresto per spaccio di droga avvenuto in pieno centro e di un'altra delle numerose liti e aggressioni in zona stazione. Ci sono aree cittadine che stanno diventando socialmente preoccupanti. La diffusa preoccupazione per il verificarsi di simili episodi mi hanno quindi indotto a presentare un'interrogazione per chiedere all'assessore Ciani quali siano i futuri provvedimenti che si intendono adottare per garantire un adeguato standard di sicurezza. E commercianti ed esercenti di via Vittorio Veneto sono spaventati e preoccupati per quanto accaduto. Questa zona è sempre stata tranquilla, speriamo si sia trattato di un fatto episodico. Sono stati attimi di grande paura. Paura, Paolo? Sì, tanta paura. In un primo momento non riuscivamo a capire quello che stava succedendo, il motivo anche perché stava succedendo. E abbiamo capito poi che c'era una rissa tra diverse persone, erano circa 8 persone, hanno comunque poi preso anche le locandine sbattendosele, diciamo, addosso tra di loro. Noi siamo rimasti chiusi nel negozio per paura di quello che potesse capitare anche a noi. Questa zona è una zona residenziale molto tranquilla e vogliamo che resti così tranquilla comunque. Brutto vedere, brutta cosa in pieno pomeriggio su una via importante di Udine, proprio
di fronte a tutti i clienti che tra l'altro sono scappati, si sono alzati e andati via perché avevano paura che queste persone avessero qualcos'altro in mano, oltre il fatto di aver preso la locandina del locale accanto, del tabacchino, per darsi addosso con tutto ciò che trovavano. Spero di non vedere mai più, perché veramente è una preoccupazione per il futuro, perché in queste situazioni abbiamo avuto più di una volta trovato sul marciapiede piante buttate a terra o il dehors spostato e così avanti, perciò viste in diretta hanno un altro impatto, paura e preoccupazione. Preoccupazione anche da parte del sindaco Pietro Fontanini, che ha inviato al questore una lettera resa pubblica con le sue richieste e chiede una maggior determinazione nei controlli effettuati dalle forze dell'ordine nel territorio. Il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, chiede al questore una maggiore determinazione nei controlli effettuati dalle forze dell'ordine nel territorio. Preoccupato dal dilagare della violenza e dal ripetersi di episodi come la rissa scoppiata ieri in via Vittorio Veneto, il primo cittadino ha inviato a Manuela De Bernardin Staduan una lettera resa pubblica con le sue richieste. Mi domando perché, scrive Fontanini, a Pordenone, città nella quale si verificano fatti analoghi, i responsabili di questi episodi vengono individuati e arrestati, mentre a Udine difficilmente le indagini hanno esiti di questo tipo. Che si inizia così e poi le cose degenerano, poi si arriva magari ai coltelli, si arrivano a cose anche molto più pericolose. Io stamattina ho scritto una lettera al questore perché chiedo al questore, che è responsabile della sicurezza in città, di intervenire con più determinazione per identificare innanzitutto queste persone, e io auspico che il questore dia loro il foglio di via, che lasciano la città di Udine, perché noi personaggi di questo tipo non vogliamo avere qui in città, perché siamo rimasti molto male, molto turbati. I cittadini mi hanno telefonato stamattina, mi hanno scritto delle email dove dicono queste cose nella città di Udine non devono assolutamente avvenire. L'affondo del sindaco di Udine Pietro Fontanini contro il questore rischia di diventare un caso politico. I contenuti della missiva non sarebbero condivisi pienamente da tutti gli esponenti della Giunta. Fa discutere tra l'altro il passaggio della lettera in cui si raffronta la situazione di Udine con quella di Pordenone. Della vicenda se ne parlerà questa sera a partire dalle 19:45 alla trasmissione Screenshot. Ospiti di Davide Vicedomini saranno il sindaco Pietro Fontanini e i consiglieri comunali Vincenzo Martinez e Enrico Bertossi. Manifestazione questa mattina in piazza Libertà a Udine del comparto del wedding. Proprio dal capoluogo friulano è partita una mobilitazione che si è estesa a tutta Italia. Il settore dei matrimoni che va dalla moda ai fotografi, passando per quanti affittano le location e allo stremo, e chiede di ripartire in sicurezza. Siamo qui in 14 piazze italiane insieme all'urlo di Insieme per il Wedding. Perché? Perché siamo un comparto di 90.000 aziende e partite IVA, un fatturato complessivo di 60 miliardi e siamo, impossibilitati a lavorare. È un anno che non fatturiamo e non riusciamo ad avere dal governo alcun ristori fino ad ora. Perché in realtà dicono che possiamo lavorare, ma ci tolgono la possibilità di lavorare e non riusciamo ad avere una data certa per ripartire, e questo è drammatico, in quanto il 5 di marzo, come penso voi tutti sappiate, partono le crociere. Allora, scusate, perché? Questo è quello che chiede Insieme per il Wedding, un movimento spontaneo, apolitico e apartitico, che ha preso vita appunto dal Friuli, Venezia Giulia, Stefania Vismara e da Pescara con Marina Franceschini, 2 imprenditrici del wedding, e al quale si sono uniti tutti, perché in realtà adesso siamo 14 piazze, il 26 di marzo saremo già 28 piazze italiane. Tutti a chiedere una data certa di riapertura e un aiuto per ritornare a fare ciò che amiamo fare.
Una notizia di cronaca: un uomo di 45 anni di Concordia Sagittaria è morto folgorato questo pomeriggio mentre stava eseguendo dei lavori di potatura con un carrello in elevazione dopo essere entrato in contatto con i cavi di media tensione. Inutili soccorsi prestati dai sanitari, l'operaio è morto sul colpo. È successo in un'azienda agricola di Concordia. Sul posto i carabinieri di Portoguaro, coordinati dalla Procura della Repubblica di Pordenone. Per le indagini procedono gli ispettori dell'azienda sanitaria. Gli spostamenti verso il mare, vista la circolazione delle varianti del virus, preoccupano i sindaci delle località balneari. Grado chiede la zona arancione per il weekend. Lignano punta a decisioni condivise con la Regione. Gli spostamenti di massa nei fine settimana, caratterizzati dal bel tempo, considerata la circolazione delle varianti del virus, è motivo di seria preoccupazione per i sindaci delle località di mare. Segrado, con Dario Raugna, ipotizza l'istituzione della zona arancione nell'Isola del Sole almeno per i prossimi 2 weekend. A Lignano, Luca Fanotto suggerisce un confronto a livello regionale per individuare la soluzione più efficace da mettere in campo. Siamo molto preoccupati per l'incertezza sull'incidenza dei contagi nell'isola, a fronte di una previsione di 20.000 presenze di turisti e visitatori nel prossimo weekend qui a Grado, afferma Raugna. Chiediamo al presidente Fedriga di intervenire con un blocco degli spostamenti per i prossimi 2 weekend, almeno verso le zone costiere, dove i turisti si riversano incoraggiati dal bel tempo. Gli ultimi dati arrivati dalla sanità del Friuli Venezia Giulia, ha spiegato, ci dicono che dovremmo avere solo 110 casi di quarantena e nessun isolamento, contro 93 quarantene e 14 casi di isolamento per positività conclamata della scorsa settimana. Secondo il primo cittadino, la situazione percepita nell'isola è ben diversa. Io personalmente, ha spiegato in una conferenza stampa, so di almeno 30 cittadini positivi al Covid. Ci sono 5 attività commerciali chiuse. Chiedo agli operatori economici di Grado, ha concluso, un sacrificio di un paio di settimane per poi riaprire in tranquillità con la prossima stagione estiva, che altrimenti rischia di essere compromessa. A Lignano, riferisce il sindaco Luca Fanotto, non registriamo la discrasia tra dati ufficiali e situazione percepita di Grado. Attualmente registriamo 15 casi di isolamento e 5-6 persone in quarantena. Negli ultimi 2 fine settimana abbiamo avuto un numero notevole di presenza. Non vorrei, come l'anno scorso, trovarmi in una situazione di rischio potenziale legata alla circolazione in massa delle persone, che determina un aumento generalizzato non solo a Lignano ma in tutta la regione dei contagi. Una situazione che effettivamente rischia di mettere a rischio la stagione turistica che deve partire. Quest'anno, prosegue Fanotto, ricominceremo con un vantaggio: il bagaglio di esperienza maturato la scorsa estate per quanto riguarda le misure di sicurezza. Lignano d'estate accoglie in sicurezza 200.000 persone. Il problema non possono essere le 20.000 presenze nel fine settimana. Ci sono tutti gli spazi per muoversi in sicurezza. I problemi di assembramento possono verificarsi nei locali. Qui va tenuta alta l'attenzione, come peraltro è stato fatto nella maggioranza dei casi. Fanotto, per decidere il da farsi nelle prossime settimane, suggerisce un confronto con la Regione per individuare le soluzioni più utili ed efficaci. Al via le candidature per circa 50 posti di lavoro negli alberghi di Trieste e Grado. Il progetto realizzato in collaborazione tra Regione Friuli Venezia Giulia e Confcommercio serve per dare una speranza al comparto tra i più colpiti dalla pandemia. Una cinquantina di posti disponibili tra addetti alla reception e breakfast e portieri notturni. La Regione insieme a Federalberghi ha presentato l'apertura della candidatura per i corsi di formazione per il personale, che poi entrerà in 27 strutture tra Trieste e Grado, con stage e assunzione a giugno 2021. Già attivo il via alle candidature, che potranno essere presentate fino al 5 marzo sulla piattaforma Offerte Lavoro FVG e sull'app Lavoro FVG. In questo momento di pandemia si cerca di dare un po' di futuro a questi ragazzi e ragazze, per prepararli a riapertura. Riapertura è quando non si sa, si spera che dopo l'estate o all'inizio dell'estate, vaccini permettendo e tesserino permettendo, potremmo riprendere le attività di viaggiare, ma anche di soggiornare quantomeno in Italia. Si sta lavorando anche a una piattaforma condivisa tra le regioni con il Veneto per riuscire a incrociare domande e offerta di tutti i territori, come ha spiegato l'assessore regionale Alessia Rosolin, e a breve un progetto analogo sarà aperto in provincia di Udine. In FVG in realtà il dato tra occupati e disoccupati ha retto, seppur di pochissimo grazie agli incentivi. Questo ha sottolineato Rosolin, non significa che non ci siano persone che hanno perso il lavoro. Quello alberghiero è stato il settore maggiormente colpito dalla pandemia, con un saldo del meno 40% solo sugli stagionali nella provincia giuliana. Il turismo potrà forse ripartire nell'estate,
dopo più di un anno di fermo, una cosa che non credo sia spiegabile anche psicologicamente per il nostro settore, ma nonostante questo con i colleghi si è deciso di usare le energie che ancora abbiamo, le ultime energie, per cercare un colpo di reni e lavorare per la prossima riapertura. Ci aspettiamo di riuscire a chiudere la campagna vaccinale il prima possibile e che il clima psicologico delle persone cambi, perché se non si riaprono le regioni e le persone non hanno fiducia nel poter viaggiare, turismo non se ne fa. Abbiamo assolutamente necessità di un'iniziativa di fiducia e di supporto per la categoria e per tutte le persone. Esce fuori strada e finisce in bilico su un dirupo. L'intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina per salvare un uomo rimasto bloccato all'interno di un'automobile finita su un tratto di terra che prevede un precipizio. È successo a Savogna. Alle 10 a intervenire sono stati i pompieri del distaccamento di Cividale che hanno immediatamente messo in sicurezza l'autoveicolo. Una volta agganciata l'auto, i vigili hanno aiutato l'autista ad uscire dalla macchina. Le cause dell'incidente sono al vaglio dell'autorità competente. Fuori programma questa mattina all'Ikea di Villesse, dove è scattato un allarme che ha costretto all'evacuazione di quella parte del Tiare. Tutto è avvenuto nella massima calma e professionalità del personale, racconta un testimone che preferisce restare anonimo. Nessuna scena di panico, nessun momento di paura con i clienti che hanno mollato il carrello e sono usciti tranquillamente. Ormai con la pandemia siamo abituati a tutto. L'allarme in realtà sarebbe scattato per un problema all'impianto e dopo poco dipendenti e visitatori sono potuti rientrare. È prevista da questa sera, dalle 21 a domenica, una maxi chiusura in autostrada, in particolare le direttrici di traffico Venezia, Trieste e Udine, Trieste del nodo di Palmanova, modifiche alla viabilità dalle 21 di venerdì 26 febbraio, quindi questa sera, alle 5 di domenica 28. Una maxi chiusura delle direttrici di traffico Venezia, Trieste, Udine, Trieste del nodo di Palmanova è prevista nel fine settimana. È la prima fase di una serie di lavorazioni a conclusione delle quali le due rampe del nodo di Palmanova assumeranno la loro conformazione definitiva. Il programma definito nei minimi dettagli da Autovie Venete. Arrivando da Tarvisio non sarà possibile al nodo di Palmanova proseguire per Trieste e neanche arrivando da Venezia. Soprattutto nella giornata di sabato sarà contemporanea questa situazione. Pertanto chi arriva da Tarvisio dovrà uscire al casello di Udine Sud e prendere la viabilità esterna per andare verso Trieste. Ricordiamo a chi arriva da Udine di non entrare al casello di Udine Sud per poi andare verso Trieste. Per chi arriva da Venezia invece il consiglio di uscire al casello di Latisana. Anche qua ricordiamo a chi entra a Latisana di non entrare in direzione Trieste. Ci sarà una seconda opzione che è il casello di San Giorgio, dove sarà possibile uscire, quindi prima del nodo di Palmanova. Noi lo sconsigliamo comunque, sarà aperto perché lo sconsigliamo perché è un casello piccolo con poche porte, quindi inadeguato a quella mole di traffico, e chi arriverà lì e non è uscito prima secondo i nostri consigli potrebbe trovare delle code e i tempi per uscire potrebbero essere lunghi. La pagina economica, più 3% oggi a Piazza Affari per Fincantieri dopo la comunicazione dei dati di bilancio e l'annuncio di una commessa da 1,35 miliardi per la costruzione di 2 sottomarini di ultima generazione per la Marina italiana. Fincantieri corre in borsa, il titolo a Piazza Affari avanza del 3% dopo i numeri del 2020 e la commessa da 1,35 miliardi per 2 sottomarini per la Marina, della quale si è avuta notizia stamattina. Sui conti Fincantieri pesa la pandemia. Il bilancio 2020 chiude con una perdita di 245 milioni di euro, erano stati 148 nel 2019. Il recupero produttivo segnato nell'ultimo trimestre, tuttavia, fa prevedere un ritorno all'utile nel 2021. Il CDA ha approvato il bilancio che parla di carico di lavoro confermato, di ripresa produttiva con 19 unità consegnate e ordini acquisiti per 4,5 miliardi per 18 nuove navi. L'esercizio 2020 risente di una perdita di produzione del 20% rispetto a quanto programmato. Le consegne sono state rispettate e non ci sono state cancellazioni di ordine. I ricavi si sono attestati a 5,1 miliardi, meno 11% sul 2019, per effetto di una perdita di 3,2 milioni di ore di produzione. Lo scorso anno sono stati inoltre creati in Italia oltre 500 posti di lavoro direttamente e 2.500 nell'indotto. Sono stati anche effettuati
investimenti per 309 milioni. Il carico di lavoro complessivo è di 116 navi con consegne fino al 2029. Le previsioni parlano di ricavi in aumento nel 2021 del 25-30%. Possiamo quindi dirci molto soddisfatti della reazione del gruppo perché abbiamo dimostrato una notevole capacità di risposta riprogrammando le nostre produzioni anche con la revisione dei processi organizzativi, commenta l'amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono. Il manager ha ricordato i successi importantissimi nel militare e la diversificazione a partire dalle infrastrutture con il nuovo ponte di Genova. E a proposito dei risultati sul fronte militare, saputa notizia oggi della firma da parte di Fincantieri del contratto per la costruzione di 2 sottomarini di nuova generazione, con l'opzione per ulteriori 2 unità per la Marina Militare Italiana. Il valore complessivo del contratto per i primi 2 battelli è di 1,35 miliardi. Rispetto ai sottomarini della classe precedente, compiremo un autentico salto tecnologico a partire dalla progettazione e dal sistema di combattimento sviluppato insieme a Leonardo e del quale abbiamo in carico l'integrazione a bordo, commenta Bono. Ciò consentirà all'Italia di restare nella ristrettissima cerchia dei paesi capaci di costruire unità così sofisticate, ha concluso. Se dopo la cura Draghi avremo un'Italia più forte, più credibile e più affidabile, allora anche l'integrazione europea sarà più facile. Lo ha affermato l'economista tedesco Daniel Gross, ospite del terzo appuntamento di Confindustria Udine Incontra. L'obiettivo della nostra iniziativa, ha ricordato la presidente Anna Mareschi Danieli che ha dialogato con Gross, è quello di fornire ai nostri imprenditori gli strumenti per fare strategia con slancio propositivo. Mareschi Danieli in apertura di confronto è partita da 2 recenti affermazioni condivisibili di Daniel Gross. La prima, in Italia non è un problema di chi guida il governo, la seconda, bisognerebbe fare un'altra Italia. La mia esperienza, ha evidenziato Gross, è che gli uomini contano, ma fino a un certo punto contano forse di più in tempi eccezionali, ma il destino di una nazione alla fine dipende di più dal sistema paese. Il dialogo tra Mareschi Danieli e Gross sarà proposto integralmente questa sera su Telefriuli a partire dalle 21. È stato presentato nel Salone del Popolo di Palazzo d'Aronco la progettualità Udine Capitale d'Amore, Romeo e Giulietta in Friuli. Coinvolgerà in rete, oltre il comune di Udine, anche altri comuni che videro sul proprio territorio alcune delle vicende storiche che coinvolsero direttamente i protagonisti friulani, ovvero Luigi da Porto e Lucina Savrognano. Il 26 febbraio 1511, ovvero 510 anni fa, si tenne a Udine, nel Palazzo Savrognan di Piazza Venerio, il ballo in maschera durante il quale si innamorarono il capitano vicentino Luigi da Porto e la nobildonna udinese Lucina Savrognan, i veri protagonisti della celebre storia d'amore portata alla ribalta internazionale del drammaturgo William Shakespeare. Ed è proprio un inglese, purtroppo compianto, il professor Cecil Cloud, che 30 anni fa fu il primo a scoprire questi legami, insieme poi ad altri docenti, professori, ricercatori, fino a poi dopo a raccogliere noi questa eredità morale, storica e turistica. È un'iniziativa culturale, ma che può essere appunto anche turistico in sinergia con diversi comuni del Friuli Venezia Giulia. Sì, riteniamo che siano ancora grandi margini di sviluppo per le prospettive turistiche della città di Udine e del nostro territorio, anche in un momento particolare come quello che stiamo vivendo, perché soprattutto si tratta di un turismo molto a dimensione umana e soprattutto che permette anche di contenere quelli che sono i rischi. Ecco, quindi riteniamo che anche questo progetto qua possa inserirsi nell'ambito di tutta una serie di progettualità, sia di tipo culturale ma anche di altri avvenimenti che stiamo organizzando come città di Udine, e senz'altro anche la storia di Romeo e Giulietta si inserisce in questo contesto perché è una bellissima, la più grande storia d'amore, come è stata descritta benissimo da William Shakespeare. Un matrimonio che sapeva da fare, così il CT della Nazionale di Nuoto Paralimpico Riccardo Vernola in Friuli per i campionati italiani assoluti che si tengono a Lignano ha annunciato il progetto con la Danieli di Butrio, sottolineando i punti in comune delle due realtà. Sentiamo un estratto dell'intervista che poi verrà proposta anche per gli aspetti sportivi a Sport e FVG dopo il telegiornale. Coach Riccardo Vernola qua a Udine in Danieli, come mai? Sembra strano, nel senso che se uno riflette, no, una federazione sportiva con un'azienda così importante, che cosa c'entra? Invece
riflettevo quando abbiamo avuto l'opportunità di conoscerci che abbiamo tantissimi punti in comune, perché da un lato noi lavoriamo anche noi il metallo, che sono le medaglie, no? Ma in realtà non è solo quello, è la volontà di far bene ai massimi livelli. Loro hanno appoggiato un progetto che prevedeva un collegiale di preparazione alle Paralimpiadi, lo faremo ad aprile a Lignano Sabbia d'Oro, perché loro investono molto sul territorio. E quindi studiando bene quell'azienda mi sono reso conto che avevamo veramente tantissimi punti in comune, e forse quello principale è la passione per il lavoro, perché il lavoro comunque sia, se fatto bene, riesce meglio e torni a casa ogni singolo giorno con la consapevolezza che hai fatto qualcosa di particolare e magari anche un piccolo tassello per migliorare l'Italia e anche l'immagine dell'Italia nel mondo. A partire da questa sera, ogni venerdì, la rubrica delle previsioni del tempo a cura di Antonino Renda, in onda dopo Sport FVG, si arricchisce del bollettino del polline, con indicazioni chiare e semplici per chi soffre di allergia. Ce ne parla Pierluigi Verando di ARPA FVG. I pollini in atmosfera vengono monitorati dall'ARPA settimanalmente attraverso un bollettino pubblicati nel sito. E sempre nel sito è possibile trovare la previsione per i giorni successivi. Ultimamente siamo usciti come agenzia anche con un modello previsionale molto semplice e accattivante, formato da una tabellina che riassume in sintesi quali sono i principali pollini presenti in atmosfera nei prossimi giorni. Ebbene, questo modello è stato adottato da Telefriuli nel suo programma che si occupa di meteo e sarà presentato dal meteorologo Renda in coda alle previsioni del tempo nel fine settimana. Appuntamento dunque da non perdere con le previsioni del tempo subito dopo Sport FVG, che andrà in onda subito dopo la pubblicità. Grazie per l'attenzione e buona serata su Telefriuli.